Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. Ancora un incidente sul lavoro a Riposto. Un operaio è stato investito questa mattina da un mezzo pesante mentre lavorava nell'isola ecologica. È rimasto incastrato tra il muro e il camion, inevitabile lo schiacciamento dal torace, trasferito in ospedale per le cure mediche del caso. Grave incidente stradale a Lentini in provincia di Siracusa, il bilancio è di 4 feriti, lo scontro è avvenuto tra un'auto e un furgone. Sul posto carabinieri il personale ANAS per la gestione del traffico e per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Tentano di evadere dal carcere di Trapani 2 detenuti, il loro piano è stato scoperto prima che potessero metterlo in atto. I responsabili hanno tentato di praticare un buco in una parete, adesso saranno trasferiti in un'altra struttura. Un altro episodio di violenza domestica a Catania. Una donna incinta è stata vittima di aggressione da parte del proprio compagno, il quale l'ha colpita al viso con degli schiaffi. L'uomo di 44 anni è stato arrestato mentre la donna è stata trasportata all'ospedale Cannizzaro. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!